Fuori, polizia antisommossa, la locale, i carabinieri, arrivano i ragazzi e le ragazze del fronte della gioventù comunista, come annunciato, striscione e bandiere alla mano. Dentro, l'università, Laura Balatto, si prepara a ricevere l'ex parlamentare Dem e presidente di Sinistra per Israele Emanuele Fiano, per ricominciare lì dove una settimana fa era stato interrotto dopo l'irruzione dei contestatori pro-Pal. Evento blindato, la partecipazione solo su invito alla presenza della ministra dell'università Anna Maria Bernini. Solo 8 gli studenti in aula appartenenti all'Associazione Futura, promotori dell'incontro dello scorso 27 ottobre e concluso una settimana dopo. Il tema Israele-Palestina, due popoli, due stati. Noi vogliamo promuovere l'ascolto, l'avevo detto la volta scorsa ma lo ripeteremo anche oggi, non è un evento dove si deve per forza concordare col relatore, ma è un evento dove bisogna mettersi in discussione, avere consapevolezza che c'è tanto da imparare e per questo provare a vedere anche le cose da una prospettiva diversa. Come studenti voi avete condannato fermamente la presa di posizione di chi ha fatto irruzione una settimana fa nella stanza di San Giobbe. Certo, perché anche in quell'occasione non c'è stata volontà di dialogo, abbiamo più volte chiesto che si sostituissero a noi di Futura per fare loro le domande e aprire un dibattito ovviamente, ma questo non è stato reso possibile. Questo è il senso di questa iniziativa, consentire all'onorevole Fiano di concludere il discorso che era stato interrotto e quindi quest'Aula un po' riproduce lo stesso ambiente di lunedì scorso. È un'iniziativa promossa dagli studenti di Futura e così abbiamo voluto dare spazio agli studenti affinché concludessero le domande che avevano preparato. Emanuele Fiano dunque è tornato a Ca' Foscari, ma è la commozione a prendere il sopravvento non appena prende parola. Tutti voi Il pensiero a Yitzhak Rabin, primo ministro israeliano ucciso 30 anni fa da sionisti di estrema destra e che con Arafat parlò concretamente di pace. le due narrazioni della storia, quella israeliana e quella palestinese, non coincideranno mai e quindi ad un certo punto due che si erano combattuti e ognuno dei quali pensava dell'altro che avesse le mani sporche di sangue, hanno deciso che bisognava iniziare non più a parlare del passato ma a parlare del futuro. Il focus poi sulla storia israeliana, le ragioni dell'attuale guerra, molto spazio all'attentato del 7 ottobre, la volontà di ricominciare dalle parole nessun genocidio in atto, secondo Fiano, in Palestina. Per me, per dare un giudizio terribile sulle decine di migliaia di morti a Gaza non importa la parola, perché se lei lo chiama massacro o genocidio rimane il fatto che sono morte decine di migliaia di civili. Discutiamone pure se questo è importante. Io non credo che sia importante per affermare i diritti del popolo palestinese, per lottare per la pace, perché la guerra non riprenda, perché le armi cedono il posto alle trattative. Io sono la scorta istituzionale e democratica di Emanuele Fiano. L'università è il luogo della libertà, ma anche della libertà di dissenso, e che è un luogo aperto, profondamente libero, un'agorà, non uno stadio dove ognuno si rintana e si perde nella sua curva. Questa è la differenza.